Oggi ci troviamo a Serrenti per la terza prova del Trofeo Sardegna di motocross. Nella pista di Serrenti la gara è stata organizzata dal Motoclub Iglesias e qui abbiamo il presidente. Per noi è un ritorno al motocross dopo tanti anni di assenza come organizzatori, visto che abbiamo un pilota che si sta rivelando vincente, abbiamo voluto rimetterci in gioco anche come organizzatori. Però bisogna subito fare il distinguo. Noi ci abbiamo messo il nome, la faccia, un po' di esperienza, un po' di uomini, ma tutto quello che vedete qui intorno oggi è grazie al Parco Cross Serrenti nella persona di Roberto Di Liu. Che ce l'abbiamo a fianco, Roberto. Ciao Roberto. Ciao a tutti. Scusami Luciano, è la collaborazione con chi il cross lo fa sul serio, MCM Gonesa, e abbiamo qui anche il loro presidente. Il presidente Ignazio. Ciao. Ragazzi, Siamo un bel tris, eh? Certo. La gara di oggi purtroppo ha non tanti concorrenti, come mai? Diciamo che il trofeo quest'anno non è stato seguito, nonostante noi organizzatori ci siamo fatti in quattro per fare più gare, quindi per far correre tutti. Invece non è stato proprio un fallimento il trofeo, ma quasi. Sono state annullate 2 prove su 4 e poi ne è stata recuperata una. A fianco troviamo Roberto, che lui è il gestore dell'impianto dove ci troviamo oggi. Ha sempre organizzato gare dell'Alto Campionato Asi. Con oggi ha voluto iniziare la collaborazione con la FMI. Roberto. Innanzitutto siamo onorati di aver avuto degli organizzatori così preparati e appunto ci siamo accorti della differenza in tanti piccoli dettagli. Quindi ringrazio il Motoclub Gonesa, il Motoclub Iglesias e gli altri motoclub appunto che ci hanno dato una mano in questo. Qui a Serrenti con Michele Puzzu, fresco vincitore di gara 1. Michele, com'è? No, sembra bella, la pista è una fresata, la pista di Serrenti. E niente, sono partito in prima posizione, ho amministrato la gara in prima posizione e andavo a vincere. A Serrenti con Claudio Massa, secondo assoluto oggi nella gara 1. Claudio. Sono partito terzo, ho superato a Picciao e ho cercato di inseguire Puzzu. Gli ultimi giri mi sono avvicinato molto, però non ce l'ho fatta a sorpassarlo, ho finito così. Arriva dal Motoclub Gonesa Patrick Porco oggi qui a Serrenti. Patrick, com'è andata? Le qualifiche ho fatto settima in qualifica e la prima manche è partita abbastanza bene, ho fatto quinta. Ma stavo lottando con Loci e Barria. Speriamo che vada bene anche la seconda manche. A Serrenti Enrico Picciao parte in testa, ma che è successo? Purtroppo alla prima curva ho avuto un piccolo contatto con Puzzu, ho cercato di resistere per quanto ho potuto, poi sono arrivato quarto alla fine, combattendo con Maronzo. È stata una bella gara. Come hai trovato la pista oggi, Enrico? Molto bella, tante pietre, tutte in faccia. Le pietre sono omaggio, ne ho prese anch'io. Però ci siamo divertiti, diventa una bella manifestazione. Qui a Serrenti con Mirko Marongiu, terzo assoluto e primo della classe 125. Mirko. Buongiorno a tutti, la gara è andata abbastanza bene per essere il mio debutto in questo Trofeo Sardegna con una nuova moto. Per essere la prima gara va bene così, sono abbastanza soddisfatto. Anche Marco Barria presente oggi qui a Serrenti per questa terza di Trofeo Cross Sardegna. Marco, com'è andata? È andata bene, dai, sono partito benino. La prima volta che vedevo la pista e ho concluso sesto assoluto. Tu non conoscevi questa pista, vero? No, la prima volta che giro in questa pista, per di più con una moto che mi hanno prestato il campione regionale Alberto Spano. Quindi anche una moto importante. Di prestigio.